Benvenuti da Telaltobus. La settimana in cui cade la festa di San Giovanni, il comune di Cercivento si anima con l'evento Ierbes e Traditions. Telaltobus vi porta in Borgata Vidal, dove, dopo aver scoperto le proprietà curative di alcune erbe, grazie all'intervento di Ursula Puntel, i presenti hanno assistito alle danze sotto il Cres das Aganes in occasione dell'antica tradizione della notte di San Giovanni, la Notte das Tries, che si celebra tra il 23 e il 24 giugno. Fortuna è arrivata la medicina, accessibile a tutti, e questa era la possibilità di queste piante che venivano comunque inserite. Quindi c'erano delle donne in particolare che aiutavano la comunità e a cui le altre, come vi ho detto prima, che era il periodo di massima esplicazione è proprio durante il solstizio d'estate e intorno alle giornate di San Giovanni. Allora, io ringrazio Antonella per questa bella opportunità e per essere qua con voi in questa giornata di vigilia, perché è la vigilia di una delle notti più magiche dell'anno, insieme a quella di Natale, secondo i riti di una volta. Sì. E adesso vi presentiamo, non so, un momento di racconto, danza e musica che abbiamo organizzato per l'occasione, cucito apposta per questa occasione, e siamo onorate di ballare come gruppo coreografico Las Aganes proprio sotto le crete, c'è un po' sotto le crete, sono là. Las Aganes, sì, che sono là in bella vista, e quindi per noi è un onore e rendiamo magica questa sera. Brava Rosy! Bene, iniziamo! Buonasera a tutti, benvenuti. Abbiamo visto che sta tornando anche il sole ed è una cosa molto bella, perché si temeva qualche gocciolina di pioggia. Direi che possiamo iniziare con il primo dei racconti che seguiranno assieme alla musica e alle danze delle nostre Aganes, e questo racconto vi farà iniziare un po' ad entrare in questo momento magico che poi seguirà fino alla sera. Si chiama Contimi. La calura del pomeriggio sta svanendo, anche se la luce continua a filtrare tra i rami delle querce e dei faggi. È ormai estate sulla Valle del But, in un anno imprecisato del secolo scorso. Sono i giorni più lunghi dell'anno, quelli a ridosso del solstizio. Il fiume scorre placido e monotono. L'acqua della Gora, oramai impregnata dalla chiusa di legno, si acquieta. La ruota del mulino smette di girare. In lontananza, la campana della pieve di Cercivento ha battuto 7 rintocchi e il mugnaio ha quasi finito il suo lavoro. Ancora qualche sacco di farina da sistemare con l'aiuto del suo garzone e ci si potrà sedere finalmente a tavola. C'è fermento tra le donne di casa.
Mentre la madre è intenta a cucinare al camino, le figlie si attardano nei prati e nel sottobosco a scegliere le erbe, speciali per l'occasione. La lavanda, la felce, l'erba carlina, il rosmarino, la salvia, la menta, l'iperico o erba di San Giovanni. Il giovane garzone le segue, incuriosito, e apprende che quelle sono erbe officinali, medicamentose e magiche. Siamo alla vigilia del giorno della Natività di San Giovanni Battista, la notte tra il 23 e il 24 giugno. Una notte speciale, addirittura magica. Le figlie del mugnaio, dopo cena, sotto lo sguardo attento della madre, preparano le erbe e le mettono a bagno in un bacile. Preparano l'acqua di San Giovanni, che useranno il mattino seguente per lavarsi e preservare la loro bellezza e tenere lontane le malattie. Intanto il mugnaio, la moglie e le figlie vanno poi a dormire. Solo il garzone è ancora sveglio. È nel pagliericcio e ha in mente qualcosa. La sua curiosità è smisurata e incosciente. Si è messo in testa da qualche tempo di voler vedere le fate del Tenchia. Vuole proprio sincerarsi se siano così belle, come gli raccontava la sua povera nonna prima di dormire. In mezzo al bosco, sulla strada di Vidal, si trovano dei massi e dei prati, dove si dice che le Aganes danzassero. Nubi d'oro e voci melodiose le avvolgono come per magia. Le Aganes del Monte Tenchia. Finalmente arrivano le tante attese vacanze, così che, ricordandomi della promessa fatta al mio nipotino Giovanni, decisi di chiamarlo. Giovanni, dai, svegliati. Oggi finalmente andremo al fiume a pescare. E mentre farai una buona colazione, io preparerò tutto l'occorrente. Giovanni non me lo fece ripetere 2 volte. Aspettava quel giorno da molto tempo per poter imbracciare una vera canna da pesca e stare accanto a me. Abitavamo entrambi vicino al fiume Bult e decidemmo di stanciarci sotto i Cres das Aganes, fronteggiando Cercivento, dopo una bellissima passeggiata. Il paesaggio
Era davvero bello. Ogni tanto tra gli alberi si vedeva in lontananza il campanile, mentre le montagne facevano la cornice a quel meraviglioso spettacolo della natura. Giovanni sembrava apprezzare felicemente questo mondo circostante e io gli ricordavo spesso nelle nostre brevi chiacchierate quanto fosse importante averne cura. Raggiunta finalmente la riva del fiume, con calma tirai fuori tutto l'occorrente, consegnando a Giovanni una canna pronta all'uso. Aspettò che fossi io a fare il primo lancio per potermi imitare. Qualcosa però andò storto, perché il lungo filo venne risucchiato in un piccolo vortice che si era creato sulla superficie dell'acqua. Nonno, guarda che strana cosa che sta succedendo. A quell'esclamazione di meraviglia non riuscì a trattenere un bonario sorriso. Vedi Giovanni, in quel vortice sta girando un agane. Narrano certe leggende che queste creature abitino in alcune delle nostre acque per proteggerle. Ma nonno, come sono fatte? Sono delle creature simili di aspetto quasi grottesco. Si diceva che mangiassero bambini per spaventarli. Ma sai quanto si divertono a danzare su loro stesse come delle trotole? Nonno, guarda, ci sono altri vortici. È un peccato non poter vedere le Aganes girare vicino a noi. Mi sarebbe piaciuto tantissimo. Giovanni, immerse nella natura vivono moltissime altre creature che non possiamo più vedere. Esistono, però sono costrette a rimanere invisibili per difendersi dagli uomini del cuore cattivo. Ma se un giorno continuerai a essere il bravo nipote che conosco, ti capiterà senz'altro di vederne qualcuna. Devi solo aspettare e amare questo mondo come già stai facendo. E adesso vedremo le Aganes nei vortici d'acqua. E su auguri ogni ben, il mio sposo mi domande, scugli la cognotti ar ben, onde Mario su saluti, e su auguri ogni ben. Con Dio e col Signor, io tutto quel che ti raccomandi, la che tu vas mo fatti onor, non è Mario su saluti e su auguri ogni ben. C'è quartaiso in queste chiese, c'è quartaiso a che ho fu, donne Mario guardi a che, a se non vuole in cagno lui. Chiarre vie c'è un studio, postulato pur l'onor, donne Mario no vuoi là, io vuoi l'onor più i blanc dall'à, donne Mario su saluti e su auguri ogni ben. Donne Mario su saluti e su auguri ogni ben. Il mio sposo mi domande, scugni la cognotti ar ben.
dedicata tutta al Noglar. Grazie mille. Allora, si dice che il nocciolo sia stato l'albero che ha protetto la Madonna e Gesù bambino da una tempesta. È un albero sacro praticamente, è uno degli alberi sacri. E si dicevano infatti 3 cose. Le 3 cose che non respirano sono risarcibili solo con cose che respirano: un melo, un nocciolo, un bosco sacro. Il mese di Col inizia il 5 agosto per terminare il 1 settembre. Nell'alfabeto arboreo la C di Col rappresentava il numero 9, sacro alle muse. Esso è considerato l'albero della saggezza. Col viene considerato l'albero della magia bianca, della poesia e della medicina. Ancora oggi il simbolo dei medici, il caduceo, la verga di Esculapio, è proprio rappresentata da un ramo di nocciolo con attorcigliati attorno 2 serpenti. Cosa ho detto? Oh! Sono numerose le leggende che narrano di boschetti sacri di nocciolo. Nel racconto di Mabionjon, il re Olwen, re Artù e i suoi si recano dal salmone magico per ritrovare Mabon, che è l'animale più saggio e vecchio che ci sia. Il nocciolo della saggezza, che è anche fonte di ispirazione, guiderà loro nel viaggio attraverso la foresta per trovare il salmone magico. Noi oggi compiremo un piccolo rito attorno a questo nocciolo che non sapevo ci fosse il nocciolo qua su da Antonella, ed è stato bellissimo arrivare, provare con le mie ragazze le coreografie e trovare questo nocciolo. E quindi abbiamo voluto omaggiarlo con una piccola danza tribale, chiamiamola una danza sacra del nocciolo.
Sulle cime della tenca, per la fata è un bel danzar, un tappeto di smeraldo sotto al cielo il monte par. Nel mattino perlato e freddo, delle stelle al muto albor, snelle vengono le fate su moventi nubi d'or. Elle vengon con l'aurora di Germania ivi a danzar. Treman l'ombre degli abeti, nere e verdi al trapassar. Della but che irrompe e scroscia, elle rigon con fragor, e in quel vortice d'argento striscian via le chiome d'oro. Freddo e nitido è il lavacro, ed il sole anche non par. Sulla vetta della tenca incominciano a danzar. Bianche in vesta, rossi i veli, i capelli nembi d'or, che abbandonano ridenti degli zefiri all'amor. Poi, con voce arguta e molle, sì che l'arpe un suon par, le sorelle della carnia incominciano a chiamare. Tirò fuori i suoi colori più belli e dipinse il cielo, un po' rosso, un po' oro, un po' arancione e poi lilla, una meravigliosa colata lilla che riempì di stupore tutti quanti. Solo una piccola petta non sembrava granché stupita dal lilla che esplodeva come per magia nel cielo.
Il tramonto non capiva perché questa petta non lo degnasse di attenzione. Ehi, tu! Non ti piacciono i miei colori? Certo! Allora perché non ti complimenti con me che sono il tramonto e faccio queste cose belle? Che presuntuoso che sei, tramonto! Questo campo di fiori di lavanda è pure lilla come il tuo. Ma quelli sono piccoli fiorellini, non fanno mica lo stesso effetto. Somaro di un tramonto, sei così preso da te che non vedi quanta altra bellezza c'è nel mondo. Guarda quanti fiori, campi di lavanda, di margherite, di papaveri e roseti fioriscono e portano il loro incanto al paese. Sono i fiori che portano la gioia e la loro voce è il profumo. Il profumo? Vuoi dire che questa essenza è la voce della lavanda? Certo! L'universo è pieno di cose belle. Peccato tu non possa vedere anche le stelle della notte. Il tramonto sospirò forte e per la vergogna di essere stato così presuntuoso andò a nascondersi dietro al monte, lasciando spazio alla notte più magica di tutte, quella di San Giovanni, la notte delle streghe, la notte dell'amore, la notte delle cidules.
ed insegnante, perché queste fanciulle hanno fatto delle cose meravigliose in questo periodo insieme. Allora le presentiamo una alla volta. Grazie. Adesso grazie a voi tutti soprattutto. Stavi per quell'altro abuso già da 6 volte. Allora, le presento come abbiamo fatto in Torre Boscarda 2 settimane fa. Le nostre danzatrici, Barbacetto Chiara, Barbu Maria Alina, Gugliani Sofia, Zanier Alessia e la sorellina Zanier Martina, le nostre Aganes. Conclude con la poesia di Zanier, direi, no? E poi vi lasciamo le vostre belle cose. Leggendo il libro Cidulas di Barbara Bortolotti, mi sembra, mi pare, ho scovato questa, era nel libro, questa bellissima poesia che adesso Barbara, che ha la voce incantevole, tu sei la mia speaker, la mia presentatrice, la mia anime gemelle, la leggerai tu. Che ste viale! Le ciduline, no? Ecco. In favore di Leonardo Zanier. Mi ricordi las cidulas tratas da un pruc in tanot, las lor codas di foc s'incrosin sot las telas. Mi ricordi il foc, grand sul pruc, musas rossas e novas a tor, las armonicas sunin tastiasas. Mi ricordi las voz dai zovins sul pruc. In honor, in favor, conti in onos las speranchas y amors di un país, las lor codas di foc mi ricordi. Totia tierra, tu sbarnic dislusignas e platassi enfra stervs, plengs di canaia. Tanta canaia come che a chi usgnot. Grazie a tutti. L'estate bellissima sia qui. Grazie. Dalla borgata Vidali Cercivento è tutto, l'appuntamento con l'evento Yerbas e Traditions è per il prossimo anno, sempre nella settimana della festa di San Giovanni. Grazie per essere rimasti con noi e continuate a seguirci sulla pagina Facebook e su quella YouTube. E non dimenticate che Tel Alto But al 20 prima di Dut. Mandi mandi!